benvenuti allo speciale medicina. Ormai è consuetudine, abitudine collegarci perché stiamo vivendo questo drammatico momento della pandemia che ha oscurato i nostri abbracci, i nostri contatti, i nostri sentimenti, diciamolo pure. C'è gente anche che emotivamente in questo periodo sta davvero male. Beh, possiamo dire che noi stiamo affrontando già in Sicilia la prima settimana di zona rossa e c'è stato effettivamente un decremento dell'indice RT di circa il 20% nella nostra nazione. Questo sicuramente grazie anche alle zone rosse istituite. Però abbiamo anche sentito delle notizie scoraggianti da parte del nostro governatore della Sicilia, che probabilmente ha intenzione, visto che ogni giorno noi contiamo ancora 1000 contagi, di creare un nuovo lockdown addirittura molto rigido, come quello che abbiamo avuto a marzo. Noi cerchiamo di comportarci bene, scongiuriamo quest'altra chiusura anche perché diciamo che c'è un rischio grossissimo per almeno 80.000 imprese. In un'intervista alcuni lavoratori di Ballarò, di Palermo, hanno detto qui si rischia che non ci sia in realtà il Covid, ma che ci sia una forte crisi e una forte mancanza di possibilità anche di vivere e di mangiare. Quindi diciamo che la Sicilia è in un record assolutamente negativo, per cui speriamo con i nostri comportamenti, con il distanziamento sociale, con tutte le regole che abbiamo dovuto imparare e che abbiamo imparato, a fare in modo che insomma possiamo risollevarci anche con l'ausilio del vaccino e cercare di ritornare a vivere una vita migliore, possiamo veramente dirlo. Ha coinvolto veramente tutto il mondo il Covid, ci ha messo davvero in ginocchio. Bene, io vi presento subito i miei ospiti. Oggi parleremo e toccheremo un tema a me molto caro perché riguarda delle categorie di pazienti che hanno una loro fragilità particolare e adesso capiremo anche perché. Con me oggi il dottore Antonino Savarino, direttore dell'unità operativa complessa di oncologia dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, ASP nostra di Agrigento. Benvenuto, direttore. Buonasera, buonasera. E insieme al direttore Antonino Savarino ci sarà la dottoressa Rosa Palermo, dottoressa che si occupa del benessere, di dietologia, di medicina estetica. Grazie, benvenuta. Forse non ci sente? E insieme, vabbè, ora ritorniamo al collegamento, insieme alla dottoressa Rosa Palermo, Giovanna Cicciuti, con la quale affronteremo degli argomenti, devo dire, interessanti, molto interessanti. Grazie di essere venuta in trasmissione. Grazie a questo collegamento. Allora, direttore Savarino, io volevo affrontare subito il problema che riguarda i pazienti oncologici e quindi la gestione di questi pazienti e in pandemia come ci si è organizzati nelle modalità appunto organizzative, dei percorsi atti a scongiurare il contagio fra questi pazienti e in questi pazienti, no? Assolutamente sì. Noi innanzitutto abbiamo cercato di evitare di creare disagi particolari a questi pazienti e abbiamo cercato anche di evitare di procrastinare visite urgenti o procrastinare trattamenti assolutamente salvavita. Chiaramente abbiamo agito per mettere in sicurezza l'ospedale e il reparto di oncologia in particolar modo. E allora abbiamo fatto un protocollo operativo che prevede innanzitutto un triage telefonico, cioè i miei collaboratori chiamano il giorno prima sia i pazienti che devono accedere per fare i trattamenti, sia i pazienti che devono accedere in ambulatorio e fanno tutta una serie di domande per vedere se ci sono sintomi che possono far pensare alla presenza possibile di un Covid, se ci sono stati contatti con persone
affette da Covid, e in questo caso ovviamente diciamo al paziente di stare a casa, di avvisare il proprio medico di famiglia e il dipartimento di prevenzione. Nello stesso tempo diciamo al paziente di non uscire di casa in caso di febbre e avvisare in questo caso ovviamente il proprio medico di famiglia. Nel momento in cui poi il paziente, sia che sia un paziente ambulatoriale, sia che sia un paziente che accede in reparto per fare la chemioterapia, arriva in ospedale, questo viene prima controllato, si fa il controllo della temperatura sia nella hall dell'ospedale, ma la facciamo anche in reparto. Dopodiché accede da solo, non accompagnato, perché gli accompagnatori possono essere ammessi solo se autorizzati dal direttore del reparto, e vengono autorizzati solo ovviamente persone che accompagnano o minori o pazienti non autosufficienti. Chiaramente anche agli accompagnatori eventuali noi facciamo delle domande per far sì che vengano evidenziati eventuali fattori di rischio epidemiologico, e anche a questi viene misurata la temperatura, e anche questi devono ovviamente utilizzare i dispositivi di protezione individuale, mascherina, guanti, camici monouso. Per evitare gli assembramenti anche dei pazienti che fanno la chemioterapia, noi ci siamo organizzati nella somministrazione su 2 turni della chemioterapia, quindi abbiamo sostanzialmente ridotto il numero di pazienti all'interno delle sale di somministrazione in maniera tale da mantenere la distanza di almeno 1 metro tra un paziente e l'altro. E quindi diciamo che ci siamo sobbarcati di un lavoro superiore, magari sforando quello che è l'orario del lavoro, ma devo dire che sia il personale medico che il personale infermieristico che mi collabora sono persone eccezionali, persone molto motivate, persone che hanno a cuore i pazienti, per cui assolutamente non guardano l'orologio. Allora, dottore Savarino, questo encomio nei confronti dei collaboratori è indispensabile, perché nei contesti sanitari e soprattutto in determinate tipologie di reparto e di ricovero, diciamo che la presenza, il conforto, la dedizione, l'attenzione di chi segue questi pazienti insieme al direttore dell'unità operativa è indispensabile. Però è pur vero che se noi abbiamo sempre parlato in passato, in un recente passato, di come l'unità multidisciplinare di oncologia debba seguire i pazienti nel loro percorso, accompagnarli per mano, seguirli dal trattamento diagnostico a quello insomma operativo, nel senso chirurgico, nel senso della terapia, eccetera. Questo Covid effettivamente ha creato un varco, una lontananza davvero alle volte preoccupante. Non è stato possibile seguire questa categoria fragile per come doveva essere guidata e per come doveva essere controllata, o sbaglio? Assolutamente sì. Purtroppo il Covid ha modificato i rapporti interpersonali tra tutti noi, e tra l'altro ha modificato anche quello che era l'approccio medico-paziente in questo senso. Quante volte noi prendevamo la mano del paziente nel momento in cui comunicavamo una diagnosi brutta, oppure quando comunicavamo il percorso di terapia e stringevamo la mano al paziente, cosa che adesso per motivi di sicurezza non possiamo ovviamente fare. Però vede, io credo che al di là della mascherina, che non fa vedere la mimica del viso, gli occhi restano comunque liberi e magari nascosti dietro una visiera trasparente che comunque li rende evidenti, e gli occhi riescono a parlare talvolta anche più di quello che, ed esprimersi ancora meglio talvolta rispetto a un linguaggio verbale. E allora con gli occhi noi cerchiamo di dare al nostro paziente un messaggio importante: noi siamo accanto a te, non ti possiamo prendere fisicamente a braccetto, però sei nei nostri cuori, ti seguiamo a 1 metro di distanza per mantenere la distanza di sicurezza, ma è semplicemente una distanza virtuale, cioè ancora di più rispetto a prima noi cerchiamo di essere vicini con lo sguardo, con gli occhi, con un sorriso che viene espresso dagli occhi, e con delle parole
che comunque sono parole che creano quell'empatia necessaria, che continuano a creare quell'empatia necessaria, per cui i pazienti si sentono coccolati, anche con la mascherina, dietro una mascherina, e anche se non possiamo fisicamente abbracciarli, si sentono virtualmente abbracciati. Dottore Savarino, da quello che si evince da studi, anche da parte di ricercatori britannici, c'è stata anche una pubblicazione sull'Lancet, che è una rivista, diciamo, di alto livello scientifico, sul fatto che l'impatto del coronavirus sia stato diverso rispetto e il paziente affetto da tumore e la tipologia di tumore, perché a quanto pare una suscettibilità maggiore all'infezione è più, diciamo, accreditata a coloro i quali hanno un'età adulta, cioè gli anziani, ai pazienti ematologici dal punto di vista oncologico, ai pazienti col carcinoma al seno, con il carcinoma all'utero, un po' meno ai pazienti col carcinoma alla prostata e al polmone. Ecco, questo effettivamente lei può darmi dato, cioè è un riscontro veritiero? Ma noi fortunatamente nel nostro reparto non abbiamo avuto pazienti che hanno sviluppato malattia e che sono morti di Covid. Fortunatamente siamo fortunati, non abbiamo avuto esperienza per fortuna in questo senso. È chiaro che i pazienti oncologici sono di per sé pazienti più fragili, poi la fragilità di un paziente dipende non solo dalla malattia oncologica, ma da eventuali comorbilità, dall'età, dalla presenza di malattie non oncologiche che possono essere comunque altrettanto importanti, per esempio malattie cardiovascolari e così via. Quindi è chiaro che comunque è un paziente più fragile che va salvaguardato, anzi in questo senso noi come Associazione Italiana di Oncologia Medica ci siamo mossi, ci stiamo muovendo per fare in modo che il paziente oncologico possa essere vaccinato come priorità, che sia posta la categoria dei pazienti oncologici prioritaria per quanto riguarda la vaccinazione, proprio per proteggerli in questo senso. Poi è chiaro che ci sono patologie oncologiche più gravi, più severe, nella fase metastatica, che rendono ovviamente il paziente, se dovesse sviluppare un Covid, più fragile e quindi più a rischio di avere quelle complicanze che talvolta possono portare all'exitus. Però io credo che la cosa più importante sia la prevenzione attraverso i dispositivi di protezione individuale, attraverso il distanziamento sociale, attraverso quelle norme igieniche che sostanzialmente fanno sì che il contagio possa essere meno probabile. E allora, dottore Savarino, gli screening, purtroppo c'è stata poca partecipazione. In Italia il dato è abbastanza triste. Molti non ce l'hanno fatta perché non hanno potuto aderire agli screening per paura, perché c'è stato un fermo. Ecco, non è che ci sia stata un'attività continuativa in tal senso. E quindi tutto quello che noi abbiamo sempre cercato di portare avanti, anche come un fiore all'occhiello, tra virgolette, nella prevenzione del tumore del cancro del colon retto, della cervice uterina, del seno, insomma, diciamo che ecco, questo tristemente per il periodo Covid della pandemia ha segnato tante vite. Sì? Non c'è dubbio che noi stiamo pagando un prezzo in termini di malattie altrettanto importanti rispetto al Covid, quali le malattie cardiovascolari e le malattie oncologiche in particolare, probabilmente a causa di ritardi diagnostici legati da un lato al fatto che le persone, vuoi per una paura magari esageratamente ingiustificata, quindi talvolta non accedono all'ospedale o ai controlli per paura di prendere il Covid, anche lì dove abbiano avuto dei sintomi che possono far pensare a una malattia cardiovascolare importante, tipo l'infarto, oppure a una malattia tumorale, tipo la donna che tocca un nodulo alla mammella e che non va a controllo per paura di prendere il Covid. Però è anche vero che c'è stato un blocco
o una riduzione di quei controlli che sono importantissimi, o anche di quella chirurgia definita, tra virgolette, non assolutamente urgente, che probabilmente porterà a pagare un prezzo in termini di ritardo diagnostico, e un prezzo in termini di ritardo diagnostico in patologia oncologica significa anche un prezzo in quella che è la probabilità di guarigione da un tumore che viceversa diagnosticato precocemente sarebbe stato guaribile, probabilmente guaribile. C'è stato un blocco degli screening sia per i tumori della mammella che per i tumori della cervicouterina che per i tumori del colon retto, però adesso sono ripartiti e devo dire che rispetto ai primi mesi di marzo, aprile, quando c'è stato il lockdown, e anche maggio, adesso forse abbiamo anche noi sanitari, ma anche molte persone, imparato quasi a convivere con il fatto pandemico, per cui probabilmente abbiamo un po' tutti, sia sanitari sia pazienti, un po' meno paura. Sappiamo che utilizzando dispositivi di protezione individuale, anche perché conosciamo anche un po' meglio questa malattia che prima era sconosciuta, e sappiamo come proteggerci con i dispositivi di protezione individuale, quindi la gente accede negli ambulatori, accede negli ospedali sicuramente molto più rispetto a un recente passato, ai mesi di marzo, aprile, maggio in particolar modo, e questo ci consente ovviamente di fare quello che è il lavoro che noi facevamo, cercando di ridurre la probabilità di arrivare tardivamente alla diagnosi, alle cure, e quindi di compromettere quella che è l'efficacia di una terapia impostata il più precocemente possibile, lì dove è necessario. Grazie, dottore Savarino. Io adesso vorrei un attimo spostarmi con questa telecamera virtuale che altro non è rappresentato da un tablet, da un computer, da un cellulare, con la dottoressa Rosa Palermo. Vediamo se il collegamento c'è. Allora, la dottoressa Rosa Palermo. Buonasera. Ciao. Mi sentite? Allora, sì. Dottoressa, allora lei rappresenta il medico del sorriso, dell'ottimismo, del benessere. Allora, parlando di benessere, ecco, io vorrei un po' sentire così la sua storia. Cosa è successo? Cosa è successo? È successo quello che non mi aspettavo, a dirle la verità. Io a febbraio mi ricordo che un pomeriggio mi trovavo in studio con una mia paziente che questa signora aveva il fratello che tra l'altro è anche un collega nostro, ricoverato in ematologia a Palermo perché aveva scoperto di avere una leucemia acuta. Io consolavo la signora, ma nello stesso tempo quel pomeriggio mi ricordo che mi sentivo particolarmente male. Allora, rientrata a casa, mi sono messa a letto e con una sensazione strana che io stessa non sapevo descrivere. Allora l'indomani mattina, non lo so perché, forse una vocina interna mi ha guidato ad andare a fare degli esami del sangue e dopo qualche ora mi ricordo che la dottoressa del laboratorio mi ha contattata dicendomi che aveva ripetuto gli esami per 3 volte e per 3 volte davano sempre lo stesso risultato. Globuli bianchi erano schizzati alle stelle e io, logicamente, essendo un medico, mi sono resa conto che la situazione non era piacevole, cioè, ho capito di cosa si trattasse. E allora mi sono rivolta al mio angelo custode. Scusate un attimino che rivivere questi momenti così. E da casa sono passata al cervello, dove hanno confermato la diagnosi di leucemia mieloide acuta. Logicamente non sai cosa pensare
Anche se tu sei un medico, poi a un certo punto non ti rendi conto che sei un essere umano e sei fragile, fragile come tutti gli altri. Però quello che mi ha aiutato in quel momento è stato il pensare, non ho mai pensato perché a me, perché è successo questo, perché mi è successo questo, ma ho pensato è successo anche a me. Quindi mi devo concentrare, mi devo curare, devo stare bene, devo riprendere di nuovo in mano la mia vita. Tra l'altro, tutto questo è successo nel periodo, nel momento in cui si iniziava a parlare di Covid. E infatti Quindi, questo è il punto. E io vorrei capire, ecco, da parte di un medico che comunque viene a conoscenza di avere un male che ha delle evoluzioni, ma anche delle terapie risolutive, però in quel momento tu hai sempre un punto interrogativo su come andrà e su quel che accadrà. sì, Forse noi che siamo medici ad un certo punto dimentichiamo pure parte di quello che abbiamo studiato, perché diventiamo pazienti a tutti gli effetti e ogni sintomo non sappiamo cosa ricondurlo o perlomeno possiamo anche aggravare la riconducibilità di quel sintomo per paura, per conoscenza di quello che abbiamo studiato. In un periodo in cui scoppia la pandemia, ecco, quindi da paziente, da medico, ecco, questa esperienza, che cosa è successo? Come all'ospedale Cervello, come sono intervenuti in tal senso? allora, Eravamo intanto io preparati? sì, sono riuscita ad avere il conforto della mia famiglia per la prima settimana. La prima settimana, logicamente, mio marito, le mie sorelle, i miei fratelli sono venuti perché logicamente era una situazione eh, in cui tutta la famiglia si sentiva coinvolta. Ma dopo quella prima settimana le porte del cervello si sono chiuse. E quindi io ho vissuto quel momento, non so dire, inizialmente ho pensato di essere abbandonata a me stessa, però la forza di volontà forse prevale, quella forza che noi donne inconsciamente, non lo so, nel nostro subconscio è sempre messa là quella forza di volontà, il fatto di pensare ai tuoi figli, di pensare a tuo marito, di pensare alla tua famiglia. Allora ho cercato di concentrarmi sulla mia guarigione, ho cercato di non pensare a tutto quello che di negativo comportava questa malattia, perché lo Una sappiamo, malattia dottoressa Simona, lo devastante. sappiamo che cosa significa, a che cosa andiamo incontro. Quindi Esatto. ho Dottoressa, iniziato. dottoressa, allora in quel momento io vorrei capire, lei si è ammalata a febbraio, insomma intorno, era la fine di febbraio, quindi è stato il momento in cui è nata la metodologia del tampone, c'era la corsa al tampone, l'attesa per il risultato del tampone, in realtà ecco, tutti si comportavano col distanziamento, con le mascherine sempre addosso, al viso, oppure c'è stata una fase in cui, insomma, di gran confusione, ecco, perché lei è stata proprio nel mezzo di tutto ciò che ci ha trovati impreparati. Allora, inizialmente logicamente la confusione c'era, soprattutto nel primo momento io condividevo la stanza con altre due persone Infatti, e infatti. quindi la confusione c'è stata, però poi anche i colleghi, anche tutto il personale infermieristico del cervello iniziava a prendere consapevolezza di quello che stava accadendo, quindi già si sono chiuse le porte, le mascherine si dovevano tenere sempre. E, poi Insomma, hanno preso provvedimenti adeguati sì, anche hanno perché preso dei provvedimenti anche perché poi il cervello era diventato un centro Covid. esatto, anche questo. E allora, dottoressa, cosa succede? Lei, però, ci sono anche le belle notizie. Lei fa parte di una famiglia numerosa, dove per fortuna tutti i fratelli sono uniti, perché spesso questo può essere anche un problema, e allora lì la ricerca di un fratello o di una sorella compatibile. Sono stata fortunata perché tra i miei fratelli c'era un fratello HLA identico a me.
E questo mi ha rincuorato soprattutto la mia famiglia, perché Certo. io, guardi, dottoressa Carissisi, io ero, come le posso dire, ero fiduciosa che tra tutti i miei fratelli qualcuno ci doveva essere. E per fortuna c'è stato, ed era proprio quel fratello che io pensavo, proprio ero convinta che fosse lui, perché io sono la più vecchia di 5 fratelli, mettiamola così, però con questo mio fratello abbiamo avuto sempre un'intesa particolare, un'intesa fatta anche di sguardi, fatta di occhi, fatta di... E penso che questo discorso lo ha pensato pure lui, e infatti è stato vero, cioè mio si è prestato subito, ha Certo. iniziato subito a fare la terapia per lo stimolo delle staminali, che Ed è poi andato molto è bene, è andato andato tutto, per fortuna è tanto andato detto tutto bene. bene. Io le voglio chiedere una cosa, come donna, anche perché adesso, ecco, il suo argomento, questo con cui adesso lei un attimo conclude la prima parte, mi serve per affrontare un argomento con l'altra ospite. Lei, prima, insomma, della nostra conversazione, ha citato 3 volte, mi sono vista cambiare i capelli. Per 3 volte ha detto: "Ho perso i capelli". Ho perso i Ecco, capelli. questa perdita dei capelli, ecco, emotivamente credo che l'abbia effettivamente impressionata, è vero? Cioè si è immedesimata in quello che tante donne vivono questo percorso che spesso è drammatico emotivamente, psicologicamente. È drammatico perché quando tu inizi a fare la chemioterapia, inizi a vedere i capelli proprio, te li senti in mano che ti cadono, le ciocche dei capelli ti restano tra le mani, ti restano sul cuscino, e questo è bruttissimo. Però per fortuna, sì, poco fa ho detto che per 3 volte, più di 3 volte magari ho nominato che questo discorso che ho perso i capelli e questa situazione mi ha fatto stare male, mi ha fatto stare malissimo, non male. Però ho cercato di superarlo e ho cercato di guardarmi allo specchio pensando di essere bella anche senza capelli. Infatti non ho mai messo un foulard, non ho messo la parrucca, mi sono fatta le foto senza capelli, proprio per drammatizzare questo momento, per vincere, ecco, per darmi la forza e accettarmi, perché bisogna avere un po' di autostima. Allora, se io, soprattutto per il lavoro che faccio, mi sistemo, devo dare forza alle mie pazienti, no? Quindi devo essere bella per loro e vedermi in quel momento e in quella situazione smagrita, perché poi logicamente perdi peso, perdi le forze, perdi tutto, perdi anche i capelli. E allora ho Ci pensato, vediamo tutti con sono affetto, bella, allora io sono bella anche senza capelli. Esatto, Rosa Palermo, fermiamoci qui. Io sono bella anche senza i capelli. Daniela Ciminisi, ecco, Daniela Ciminisi, sono bella anche senza i capelli. Sì, Potrebbe essere una bella frase per poter portare avanti qualcosa di cui lei si occupa. Anzitutto, perché di cosa si occupa e come è nato quello per cui lei in questo momento è operativissima. buonasera a tutti, intanto e grazie per l'invito. Tutto questo nasce grazie a una mia esperienza di vita, dove io 5 anni fa mi porta a scoprire di avere un carcinoma infiltrante duttale al seno. In 2 parole, un cancro. Nell'ottobre del 2015, mentre ero sotto la doccia, al tatto sento un noduletto. Ho capito subito che qualcosa nel mio corpo non andava e quindi subito mi sottopongo a degli esami. Mi sottopongo a questi esami e quindi comprendo che la situazione non era delle migliori.
Io praticamente mi ricordo che praticamente dal momento in cui faccio questi esami mi sono sentita crollare il mondo addosso. Però dovevo darmi forza, tanta forza e tanto coraggio, perché al ritorno dei miei primi esami mi guardo allo specchio e dico: io devo combattere questo male, io ce la devo fare principalmente per me e per i miei figli. A questo punto inizia questo percorso di vita, cioè che alla fine è stato un percorso di vita per me, e inizio con la prima cosa, che è stato l'intervento. L'intervento dove ho avuto l'estrazione totale della mammella, e per me non è stato un problema, perché comunque alla fine ho pensato: chissà, domani con la ricostruzione il mio seno diventerà forse più bello di quello di prima. Dopo aver fatto l'intervento è iniziato questo percorso della chemioterapia e della radioterapia. Con la chemioterapia ho perso anche io i capelli. Ho perso questi capelli e io ho avuto subito, intanto prima che iniziavo a fare la chemio, ho dovuto rasare totalmente, ho tagliato i capelli cortissimi, li ho rasati, non ho mai portato, non ho portato parrucche e tantomeno bandane, perché avevo questa esigenza di essere... Per me ero bella così, e quindi dovevo affrontare questo percorso che mi è venuto, che mi era successo nella mia vita, e dovevo essere forte, senza bisogno di nascondere, non avevo bisogno di nascondere nulla. Daniela, allora io non ho avuto bisogno di parrucche, perché dentro di me mi sono detta, come la dottoressa Rosa Palermo, io sono bella anche così. Però, se non sbaglio, lei si occupa proprio di aiutare tutte quelle donne che invece non vivono questa sicurezza che avete avuto voi, ma una grande debolezza dalla perdita dei capelli, no? Sì, praticamente proprio mentre facevo terapia si incontra tanta gente, no? Quindi io, Daniela, non aveva l'esigenza di mettere una parrucca, ma vedevo che c'era tanta gente che soffriva, e che l'unico pensiero non era la malattia, quella di curarsi e quindi la terapia, ma stavano male perché si guardavano allo specchio e si vedevano questa cara, e quindi avevano l'esigenza, la voglia, non si vedevano più belle. Quindi osservavo tanto le persone che accanto a me come me facevano la terapia. Così che poi, finendo questo ciclo di chemio, questo mio percorso, insieme ad altre 5 donne che hanno avuto anche loro hanno fatto il mio stesso percorso, abbiamo pensato di creare un'associazione che si chiama Solideali Onlus, e che è nata 3 anni fa, e che è uno dei nostri progetti, è proprio la banca della parrucca. Sì, è vero, io non ho messo una parrucca, però ho capito che comunque tanta gente ha l'esigenza, perché magari a volte alcuni non hanno manco la possibilità economica di poterla acquistare, e allora, siccome una donna, le donne tutte dobbiamo essere belle e tutte dobbiamo affrontare questa malattia con il sorriso, e allora abbiamo creato la banca della parrucca. Ma cos'è la banca della parrucca, Daniela? Cioè, nel senso che raccogliete capelli che vi vengono... No? Ecco, per capire. Allora, noi praticamente 2 anni fa, perché è stato l'anno che abbiamo presentato questo progetto, abbiamo raccolto dei fondi. Abbiamo raccolto dei fondi nelle piazze e abbiamo creato questa banca della parrucca. Abbiamo raccolto circa 12.000 euro e li abbiamo destinati ai malati oncologici. Quindi noi incontriamo, prima dell'emergenza Covid, eravamo all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento e a Canicattì al Barone Lombardo. Oggi non abbiamo completamente abbandonato il nostro progetto, ma i nostri pazienti
li accogliamo presso la nostra sede a Cammarata. Quindi continuiamo il nostro progetto, perché comunque è sempre giusto, in ospedale non possiamo, però presso la nostra sede sì. La paziente arriva, incontra la nostra parrucchiera e anche la nostra estetista, dove sceglie la sua parrucca, quindi se la ordiniamo. Nel frattempo l'estetista fa anche il corso di make-up, quindi impara a fare le sopracciglia, il trucco e quant'altro, e poi doniamo gratuitamente questa parrucca. Ma cosa si può fare per aiutare la vostra associazione, che è finalizzata soltanto ed esclusivamente a questo scopo, cioè aiutare le donne che si trovano in difficoltà, nel senso che non si vedono più belle come prima a causa della chemioterapia e magari hanno bisogno di un incoraggiamento, di risentirsi di nuovo in forma, malgrado la terapia insomma causi tanti danni estetici? Intanto noi quello che si può fare, noi cerchiamo la nostra associazione di farla diventare sempre più grande, e comunque altre volontarie. A noi servono delle volontarie, persone che prendono un'ora del proprio tempo libero e che possano occuparsi dei malati oncologici. Poi dico, chi vuole, noi abbiamo anche il 5 per 1000, può donare con il 5 per 1000 oppure delle donazioni volontarie, ecco. E allora, dottore Nino Savarino, siamo quasi alla conclusione del nostro collegamento importantissimo. Allora, unità operativa complessa di oncologia nel nostro ospedale di Agrigento in questo momento ha una difficoltà, non può garantire, non so, quell'atmosfera che potrebbe coadiuvare una serenità mentre si effettua la chemio, non so, il trucco, stare un po' attenti alle emozioni, la musica, perché no? E in questo momento questo Covid ha un po' allontanato questi intenti. Allora, intanto io sono rimasto ovviamente colpito e mi complimento con due donne che hanno un vissuto importante, un vissuto oncologico importante, che hanno perso i capelli, ma non la forza di combattere e di mettercela tutta per vincere questa malattia, che comunque è una malattia che può essere vinta. Quindi ho sempre detto che le donne probabilmente hanno una marcia in più degli uomini, o se vogliamo che l'uomo è una donna biologicamente venuta male, quando si sentono parlare due donne così, probabilmente la convinzione di essere un po' dietro rispetto al sesso femminile ci sta tutta. Per quanto riguarda allora, le coccoliamo di nuovo queste donne. Assolutamente sì, tra l'altro io ho avuto il piacere di collaborare con Daniela Cimminisi, che è una donna vulcanica, io la conosco di persona, che ha un rapporto empatico eccezionale con le pazienti, che insieme alle altre associazioni di volontariato che ci sono in oncologia, mi riferisco anche all'Associazione Amico, veramente supportano in questo momento a distanza, ma hanno supportato da subito, da quando io le conosco da vicino e sempre con forza, empatia, costanza, col sorriso, tutti i pazienti. Sono veramente una colonna portante per l'oncologia di Agrigento e di Canicattì. Certo, il periodo Covid ci fa pagare anche un prezzo in termini di accoglienza. Ci mancano tantissimo i volontari, perché i volontari sono delle persone, dei cittadini, sono una risorsa importante, perché sono non solo dei buoni cittadini, ma dei cittadini che hanno un proprio talento, che spendono questo proprio talento e il proprio tempo per fare del bene specialmente in oncologia a quelle persone che stanno attraversando una strada, che stanno percorrendo una strada difficile all'interno di un tunnel, e guardano ovviamente alla fine di questo tunnel quando arriverà la luce. E loro
fisicamente li prendevano a braccetto questi pazienti e sicuramente erano di grande aiuto in questo percorso di cure. Per quanto riguarda la musica, ad Agrigento abbiamo la filodiffusione, quindi grazie ai volontari abbiamo questa filodiffusione, per cui anche in assenza dei volontari i nostri pazienti durante la somministrazione ascoltano la musica e questo aiuta tantissimo. Però quando noi ascoltiamo la musica pensiamo ai volontari, perché se abbiamo questa musica in filodiffusione è grazie a loro. Io sto cercando di fare un protocollo operativo per la prevenzione del rischio Covid e magari tracciando i volontari che possono, che vogliono venire nuovamente a fare accoglienza, ovviamente d'intesa, e se sarà autorizzato questo protocollo dalla direzione sanitaria di presidio, vedremo un pochettino di farli venire di nuovo, ovviamente con i dispositivi, con i dispositivi, con l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale, seguendo le norme che ovviamente non facciano correre il rischio né i pazienti né i volontari stessi. Quindi speriamo di riuscire ad averli il prima possibile di nuovo nelle sale di accoglienza. E allora, dottore Savarino, siamo in conclusione. Deve arrivare un messaggio a chi vedrà la trasmissione. Intanto lei si è vaccinato? Sì. Assolutamente sì. Quindi siamo prossimi alla seconda dose. Ma lunedì farò la seconda dose e non vedo l'ora di farla, così mi metto più non vediamo l'ora di farla la seconda dose, anche perché ci sono stati tanti colleghi che dopo la prima dose evidentemente avevano in incubazione il virus, adesso sono positivi, dovranno un po' allungare i tempi della seconda, quindi abbiamo tutti un po' paura, diciamo, speriamo che arrivi subito questa seconda dose, perché non vorrei cadere proprio lì a due passi dalla liberazione, perché è tra virgolette una liberazione. Allora, un messaggio a chi ci sta ascoltando e soprattutto a coloro i quali soffrono il già aver saputo di avere una malattia oncologica, a chi ha intrapreso un percorso diagnostico terapeutico a volte difficile, soprattutto dal punto di vista emotivo. Un messaggio veloce, dottore Savarino. Allora, il tumore non è una malattia incurabile e non è una malattia che non può essere vinta, specialmente se noi agiamo precocemente con le cure efficaci che oggi ci sono e con la prevenzione. Noi riusciamo veramente a combatterlo efficacemente e a guarire tantissime persone che purtroppo tutt'oggi si ammalano di tumore. Per quanto riguarda il vaccino è un'arma assolutamente efficace, è un farmaco tra i meno tossici rispetto agli altri farmaci e tra i più efficaci, ed è solo il vaccino che ci riconsentirà di riprendere quella vita. È vero, non c'era di affetti e di socialità che in atto ci manca tantissimo. Grazie dottore Savarino, direttore dell'unità operativa complessa di oncologia San Giovanni di Dio di Agrigento, ospedale ovviamente. E allora Rosa Palermo, dottoressa che si occupa tanto del benessere, della comunicazione, della bellezza, dietologia, medicina estetica, un messaggio, un'esperienza col tumore diretta, col cuore, con l'anima, con tutto, ma un messaggio a chi sta vivendo un percorso, insomma, intraprendendo un percorso così complicato. Non arrendersi mai, concentrarsi sempre sulla guarigione e non sulla malattia. Questo è stato il mio motto, concentrarmi sulla guarigione e non sulla malattia. Io ho cercato anzi in questo periodo, di scrivere tantissimo per le mie pazienti. Ho cercato di organizzare dei percorsi di benessere, di autostima, di consapevolezza, di motivazione, proprio perché dobbiamo volerci bene, perché siamo uniche, siamo preziose e quindi dobbiamo concentrarci su, purtroppo le malattie possono toccare tutti, però dobbiamo concentrarci sulla guarigione e mai abbatterci e mai chiuderci in noi stesse, anzi,
essere proprio portatrici di salute e di benessere. E di ottimismo. Grazie, e di ottimismo soprattutto. Daniela Cimisi, il sorriso, ecco, perché lei quando appare sorride, eccola. Allora, Daniela, trucco e parrucco, siamo belle anche senza capelli, però una parrucca può aiutare chi non la vede come noi, no? Io ci tengo a finire con una frase che durante il mio percorso mi ha fatto compagnia, ed è: io non temo le sfide. Non smettere mai di lottare e di credere, e non smettete mai di credere in voi stessi, perché non si deve mai perdere la voglia di vivere, mai. Grazie Daniela, grazie ai vostri racconti. Voi avete avuto esperienza diretta col cancro, il direttore Nino Savarino lotta per farvi combattere e vincere questa lotta contro il cancro che si può vincere, come ha detto. E io vi saluto dicendovi: sì, è vero, stiamo vivendo un momentaccio in pandemia, però abbiamo sentito cosa dobbiamo fare, ormai l'abbiamo imparato, quindi sulla base di questa accortezza nell'uso dei presidi, del distanziamento, delle attenzioni e del disinfettante, sempre con noi, partecipiamo agli screening, perché è un momento di prevenzione nei confronti delle malattie tumorali che salva la vita, perché lo screening significa arrivare lì dove tu puoi intervenire e non lì dove già è andato avanti un cancro e diviene difficile purtroppo intervenire. Grazie per averci seguito, alla prossima puntata, buon vaccino a tutti. Sicuramente non avremo col vaccino il microchip, tutto quello che hanno detto attorno ai vaccini. I vaccini salvano la vita. Grazie, alla prossima puntata. Grazie a lei. Buonasera. Buonasera a tutti. Cold nights and long days, we'll stick together, baby, always. Hard luck, baby, good times, I'll take good care of you, don't think twice. Cloudy or blue sky, come shine or come rain,